¡Grande Gino! ¡Vamos! Dai ragazzi, il più Gino Giardina all'80° minuto realizza il gol del pari che permette al Marsala 1912 di tornare a casa con un punto al termine di una gara ben giocata contro il quotato Misilmeri, che dopo appena 120 secondi è passato in vantaggio con un Guagliè lesto a rubare il tempo a Petrucci, probabilmente sbilanciato, e a dribblare Furnari depositando in rete. Un pareggio che, seppur importante perché conquistato su un campo difficile contro una squadra ben attrezzata, lascia un po' di amaro in bocca perché i ragazzi di mister Brucculeri hanno giocato una buona gara e nel finale hanno anche avuto l'occasione per fare il colpaccio e portare via l'intera posta in palio. Pronti via, come detto, Misilmeri subito avanti con Guagliè. Sulle ali dell'entusiasmo i ragazzi di mister Tommaso Napoli ci hanno provato un minuto dopo con Longo che la buona posizione ha calciato alto sulla traversa. La replica degli azzurri al 7° minuto con Agolli, ben servito Rangileri, il numero 7 del Marsala entra in area avversaria e calcia in diagonale. La sfera si spegne sul fondo poco distante dal palo. Al 14°, sempre Agolli, cerca gloria in attacco sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il suo colpo di testa termina alto sulla traversa. Buon momento per Giardina e compagni che spingono in avanti e dopo un batti e ribatti in aria la palla arriva a Mazzeo. Quest'ultimo effettua un insidioso tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta e termina sul fondo. Al 26° minuto i locali si spingono nuovamente in avanti e al termine di una bella azione manovrata Mendola calcia dal limite, Furnari controlla bene la conclusione che termina sul fondo. Al 34° Marsala ancora in avanti sull'out di destra con Agolli, il suo traversone viene deviato da Basile che rischia di complicare la vita al suo portiere. Prima del duplice fischio da registrare 2 conclusioni di Angileri, la prima al 34° a lato, la seconda al 38° che non impensierisce Zummo. Nella ripresa al 47° minuto protesta del Misilmeri per un presunto tocco di mani non sanzionato dal signor Fabrizio Narcisi di Agrigento. Un minuto dopo tiro non insidiosissimo di Agolli che costringe Zoom a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi dell'angolo colpo di testa di De Luca alto sulla traversa. Al 63° ci prova Ribaudo con un tiro a volo dal limite controllato agevolmente da Zummo. Tra il 65° e il 71° da registrare 2 conclusioni dalla distanza di Romano, la prima fuori di poco, la seconda neutralizzata da Furnari. Al 76° al termine di una bella azione sull'out di sinistra, Golli su un buon cross di Mazzeo cerca gloria di testa e la conclusione ancora una volta termina alta sulla traversa. All'80°, come detto, il pareggio del Marsala con un perfetto calcio di punizione trasformato da Gino Giardina. Sulle ali dell'entusiasmo gli azzurri ci credono e si spingono in avanti. 2 minuti dopo De Luca ci prova di testa senza inquadrare lo specchio della porta e in pieno recupero su un traversone di Erbini Mangiaracina viene anticipato da 2 difensori che si rifugiano in corner. Un pareggio meritato al termine di una gara ben giocata e soprattutto ben interpretata da Giardina e compagni che, nonostante il passivo iniziale 90 minuti sulle gambe di mercoledì a Casteldaccia, non si sono disuniti e con carattere e determinazione hanno sciorinato un buon calcio, dimostrando di poter competere alla pari con organici ben attrezzati per la categoria, un risultato che lascia ben sperare in vista dell'impegnativo match di domenica prossima contro la capolista Athletic Club Palermo, in programma alle ore 15 al Nino Lombardo Angotta.